Bolle in Pentola è un bellissimo progetto. Portoguaro è gemellata con Marmande, il prossimo anno saranno 30 anni del gemellaggio. Io vorrei personalmente festeggiare questo trentennale del gemellaggio portando i nostri atleti a Marmande il prossimo anno o invitare Marmande a venire qui da noi. Chiaramente la giornata di ieri è stata molto prolifica anche dal punto di vista degli incontri con i referenti del gemellaggio. Stiamo mettendo le basi per riuscire a creare un evento per il prossimo anno dove andremo a fare questi festeggiamenti, dove sarà chiaramente coinvolta l'amministrazione comunale con tutte le attività del portoghese, ma chiaramente io guarderò con molto rispetto quello che è l'impegno che il rugby vorrà portare avanti nel gemellaggio. A noi, io personalmente sono rimasto molto legato alla città di Marmande, ad Alexis Lorenzon che oggi è qui con me, che ho invitato giù per questa festa e per cui farò sicuramente il possibile per riuscire a far sì che il prossimo anno ci rincontriamo in maniera ufficiale. Sì, speriamo tutti fra Portoguaro e Marmande il comitato di gemellaggio di mettere in piazza questo viaggio con tutti questi giocatori di rugby, almeno una squadra italiana, quella di Portoguaro del mio amico qui, presidente Walter, e uno di Marmande, facciamo una squadra che sia il livello suo che del suo club e piano piano speriamo che il comitato metta a posto questo viaggio il più presto possibile e quando torno in Francia vedo adesso con il comitato di Marmande di mettersi in rapporto con loro per poter organizzare tutto. Penso che si farà non sulle stesse condizioni, può darsi che si farà bene anche, non sono più gli stessi anni, però 29 anni dopo, 30, 2017 sarebbe di fare qualcosa di bene. E penso arrivare con lui a fare qualcosa di molto bene per Portoguaro e per Marmande. E le due città gemellate in 2000, che anno era? 29 anni fa. 29 anni fa. Il tempo passa e bisogna fare qualcosa per questa nuova gioventù. Sicuramente. Ecco, per Portoguaro e Marmande.